Un giorno si sarà in grado di costruire carri capaci di muoversi e di conservare il loro movimento senza essere spinti o tirati da alcun animale. Nel 1906, al Salone di Parigi, era stata presentata la prima Torpedo, una carrozzeria che sarà utilizzata fino alla metà degli anni 30. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo blu, l'automobile sportiva che mi dà un tono di gioventù. Già ti vedo elegantissima, come al solito sei tu. Sembrerai un asinarlo sulla mia Torpedo blu. La corsa delle 1000 miglia rappresenta la proiezione popolare di questo nuovo mito. Ogni mito ha i suoi eroi. La velocità ha i piloti delle auto da corsa. Nuvolari è basso di statura, Nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari ha 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. È la Topolino, l'utilitaria dell'immediato dopoguerra. Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46. Un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia e a piedi non va. L'altro che comodità, sulla Topolino amarando, su siedimi accanto, che adesso si va. Se ne lascia sciolta un po' la griglia, mi sembra una briglia e rivali non ha. E stringe i denti la bionda, si sente una bionda che abbozza un sorriso con la vita che c'è lei. Ma sulla Topolino amaranto si sta che un incanto nel 46. Ma non ci sono soltanto canzoni yeye o coretti wacciuari. In Italia arrivano i primi blues del Mississippi, i canti di lavoro della generazione nera che con i loro dobro, le armoniche a bocca, le chitarre miagolanti, incendiano i cuori degli appassionati e disegnano situazioni di stenti, disagio e sfruttamento. Now the only thing a gambler needs is a sweet case and trial. Now the only time his heart is fine is when he's on a trial. Il popolo ungherese scende in piazza e si ribella chiedendo maggiore autonomia dall'Unione Sovietica, che con i carri armati e le truppe dell'Armata Rossa seda la rivolta 3 mesi dopo. A Roma
arriva la più grande nevicata del secolo, la nevicata del 56. Zita, zita. La nevicata del 56 e Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Tu mi dici di sì, l'hai più vista così, che tempi quelli. Prepotentemente emergono i fenomeni che caratterizzeranno il decennio successivo: il miracolo economico, l'avvio della motorizzazione di massa con la 600 e la 500. Per un'elite c'è l'insuperabile Aurelia Spider, che si renderà famosa in uno dei più bei film di Risi, Il Sorpasso. Non restiamo indifferenti alla musica popolare straniera. Un artista di nome Yolanda Gigliotti, in una delle sue prime canzoni, disegna un quadro suggestivo ed affascinante di un popolo di cui si sente parte integrante, gli zingari. I cavalli sono stanchi nell'umida sera, ma la colda criniera sembra il vento invocare. Stan gli zingari attorno alle fiamme splendenti, destano ombre giganti e il chiarore lunare. Palpita allora la canzone più bizzarra, nasce dal cuore quel vibrar di chitarra. Questo è il canto di chi non conosce frontiera, è l'ardente preghiera del gitano che va. La Mini Cooper nasce nel 1959, è un simbolo degli anni 60, ma la sua onda lunga si fa ancora sentire. Piccola ma capiente, veloce, sportiva ma elegante, riesce a concentrare e a sintetizzare diverse qualità. Un capolavoro. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, learn not to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. La velocità e le prestazioni nel corso degli anni migliorarono sino ai quasi 200 km orari. Dallo stile tipicamente italiano a 3 volumi con padiglione spiovente e linea bassa affilante esce il Coupé Flavia, opera di Pininfarina. Un perfetto esempio di fusione tra eleganza e sportività, senza eccessi, con marcata personalità, quasi uno status symbol. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, ma so che la città vuota mi sembrerà se non ci sei tu. Ma una nuova linea artistica, inizialmente penalizzata, esplode, catturando le emozioni di un vasto pubblico oramai intollerante alle canzoni dalla rima cuore-amore. È la canzone d'autore. Questa nuova figura dell'artista che scrive, musica e interpreta senza alcuna retorica diviene il nuovo punto di riferimento della canzone italiana. Me li hanno incartati in bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, soltanto un furgone, ma là dove andranno staranno benone.
Io lavoro al bar di un albergatore, porto su il caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non do più a nessuno la chiave del 3. E per il crudele che mi strappa il cuore con cui vivo, non coltivo né cardi né ortiche, coltivo la rosa bianca. Io conosco un dispiacere profondo tra le pene senza nome, la schiavitù degli uomini. È questa la grande pena del mondo. Con i poveri della terra voglio dividere la mia sorte. Il ruscello della montagna mi piace più del mare. Cultivo la rosa blanca en junio como en enero. Cultivo la rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. A conclusione di questo viaggio, in modo inequivocabile e indiscusso, la creatività, il rinnovamento, la perdurante esigenza di scrivere nuove pagine di storia si impongono come soggetti principali di questi decenni. Salutarsi con una canzone è sicuramente un modo sempre attuale per rompere con la banalità. Abbiamo visto che nei generi più disparati si possono ritrovare parole e melodie affascinanti. E tutto questo è stato possibile stasera grazie anche alla compagnia. Ti ho perso ieri e oggi ti ritrovo già. Tristezza una canzone il tuo posto prenderà. Abbiamo bevuto e poi ballato. E ma è possibile che ti abbia già scordato? Eppure ieri morivo di dolore ed oggi canta di nuovo